Tragico tamponamento in A4 tra Grisignano e Padova Ovest, un furgone ed un tir hanno preso fuoco, esplosa una bombola di GPL, morte le 2 persone a bordo del furgone. Tragedia nella notte sull'altopiano di Asiago, auto esce di strada e finisce in una scarpata, il conducente 40 anni vicentino muore, la donna che era con lui, ferita solo dopo ore, riesce a risalire e viene salvata. Si è spento poco dopo una settimana d'agonia il 41enne di Sernaglia della Battaglia, travolto mentre brandiva una scopa per protestare contro le moto che correvano a tutta velocità davanti a casa. Paura per una famiglia trevigiana in vacanza in Indonesia, devastata dal sisma, qui è crollato tutto, ha raccontato Giovanni Simeoni alla sorella Laura. Incendio stamattina alla sede INPS di San Bonifacio, nel Veronese, danni ingenti agli arredi e tanta paura perché i locali si trovano all'interno di un centro commerciale, nessun ferito. Dopo le tragedie nautiche in laguna, l'appello del sindaco Bugnaro al premier Conte: serve una competenza unica, le responsabilità vengano accentrate sulla città metropolitana. 2000 persone sabato sera a Vilemo, a Fanzolo di Vedelago, per festeggiare i 10 anni dei Los Masadores. La band è diventata famosa dopo la canzone per la tromba d'aria di Vallà. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con un'ampia pagina, l'avete sentito dai titoli, e sangue sulle strade della nostra regione. Tragedia questa mattina all'alba sull'autostrada A4 nel territorio di Villafranca Padovana, un furgone è finito contro un'auto articolato, è scoppiata una bombola del gas, un botto sentito a chilometri di distanza e sono 2 le persone morte nel terribile rogo. Sentiamo i dettagli nel primo servizio. 6:45, autostrada A4, un furgone sta viaggiando in direzione di Padova-Venezia, superato il casello di Grisignano, entra nel territorio di Villafranca Padovana. La tragedia in pochi minuti, il veicolo tampona un auto articolato carico di carte e cartone, un impatto tremendo che causa l'esplosione di una delle bombole di gas presenti nel furgoncino. Le fiamme si sviluppano in pochi istanti e avvolgono il veicolo, non lasciando scampo agli occupanti. Un botto tremendo che sveglia all'alba gli abitanti della zona. La colonna di fumo è ben visibile anche dalla zona ovest della città. In A4 si consuma una vera e propria tragedia, muoiono carbonizzati il conducente e la persona che è al suo fianco nel furgoncino. I soccorsi giungono tempestivi, 5 automezzi dei vigili del fuoco partono da Padova e Vicenza, ci sono 16 pompieri a bordo. Le ambulanze del SUEM arrivano a sirene spiegate. Spente le fiamme, i vigili del fuoco recuperano i poveri resti degli occupanti del furgone. Un terribile bilancio che potrebbe salire nelle prossime ore. Non è ancora chiaro, infatti, se all'interno del veicolo ci fossero solo 2 persone. Illeso ma sotto shock il conducente del mezzo pesante, soccorso dai sanitari. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Padova che stanno cercando di ricostruire cosa possa essere accaduto. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Chiuso per tutta la mattinata il tratto tra Vicenza e Padova Ovest, con una corsia riaperta solo poco dopo le 10:30, traffico in tilt anche sulle statali. Ed ancora incidenti mortali, un vicentino di 40 anni è morto e la donna che era con lui ferita è riuscita a liberarsi dall'auto distrutta solo dopo diverse ore. È il bilancio di un incidente stradale che è avvenuto la scorsa notte sull'altopiano di Asiago tra i comuni di Conco e Lusiana. Attorno alle 2 l'auto con a bordo la coppia è uscita di strada, ha sfondato il guardrail ed ha finito la corsa in mezzo al bosco dopo un volo di una decina di metri. Per l'automobilista purtroppo non c'è stato nulla da fare, mentre la donna ferita è riuscita a uscire dall'auto solo verso le 5 del mattino. È salita lungo il pendio ed ha fermato un automobilista di passaggio che ha allertato i soccorsi. I vigili del fuoco e l'ambulanza da Asiago sono arrivati sul posto all'alba. Purtroppo per l'uomo non c'era nulla da fare. La donna è stata trasportata all'ospedale, le sue condizioni non destano fortunatamente particolare preoccupazione. I rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Lusiana. Ed un altro grave incidente sempre nel Padovano, a 2 Carrare, una famiglia è finita fuori strada con l'auto abbattendo una serie di pali della luce e diversi cartelli stradali, tra i feriti anche un bimbo.
hanno abbattuto cartelli stradali e un palo dell'illuminazione con il loro SUV bianco. Domenica da dimenticare per una famiglia padovana. Erano circa le 10 quando in strada Battaglia, all'altezza dello svincolo per 2 Carrare, l'auto è finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento. Feriti 4 occupanti del mezzo, tra cui una donna e suo figlio, che sono stati portati precauzionalmente in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco di Padova, che hanno messo in sicurezza l'auto e rimosso il palo della luce e i cartelli divelti. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Si è spento dopo una settimana di agonia il 41enne di Sernaglia della Battaglia, travolto mentre brandiva una scopa per protestare contro le moto che correvano a tutta velocità davanti alla sua abitazione. Non ce l'ha fatta, è morto dopo 8 giorni d'agonia Ugo Sterlacci, 41 anni, ex meccanico di Sernaglia della Battaglia, travolto sabato 28 luglio da una moto davanti alla sua abitazione in via Farra. Fin dal primo momento le sue condizioni erano apparse gravissime. Ieri, purtroppo, Sterlacci si è spento all'ospedale Cafoncello. Un incidente assurdo quanto forse annunciato in una strada più volte al centro delle proteste dei residenti proprio per la sua pericolosità e per il passaggio continuo di moto a tutta velocità. Quel pomeriggio Sterlacci è stato travolto da una motocicletta che era stata vista passare più volte ad alta velocità lungo la strada, tanto da far andare su tutte le furie il 41enne uscito di casa brandendo una scopa, un'uscita repentina con il motociclista che non è riuscito ad evitare l'impatto. Io ero in camera che stavo riposando e l'ho sentito, l'ho appena fatto dire a mia moglie: questo qua prima o poi si è schianta. Non l'avessi neanche detto. La volta successiva che le è venuto in giù, che le è ripassata in giù, ho sentito la frenata perché è caduta. La moglie del 41enne proprio pochi minuti prima aveva postato su Facebook tutta la rabbia dei residenti di una strada scambiata troppo spesso per una pista e che ora piange una vittima. Paura per una famiglia trevigiana in vacanza in Indonesia, proprio vicino alla zona epicentro del sisma. Qui è crollato tutto, ha raccontato Giovanni Simeoni alla sorella Laura, che abbiamo raggiunto al telefono. Sentiamo. La terra che trema, i crolli, la paura, il disorientamento tra le migliaia di turisti stranieri in vacanza in Indonesia, nella zona di Lombok. C'è anche la famiglia del geometra trevigiano Giovanni Simeoni, 55 anni, in vacanza alle isole Gili, tra Bali e Lombok, con la moglie Mara Pivato e i 2 figli. Pochi contatti anche con i familiari in Italia. La sorella Laura, giornalista trevigiana, racconta così quanto riferito da Giovanni. Erano le 8 meno un quarto lì da loro e da noi le 2 del pomeriggio. Io presumo che stessero cenando fuori, almeno spero che fossero fuori, perché altrimenti sarebbero stati coinvolti dai crolli, perché a un certo punto lui mi ha scritto: qui è crollato tutto. Una drammatica fuga dall'albergo, con i locali che hanno fatto salire tutti in collina per la paura di tsunami, poi il ritorno verso la spiaggia. La cosa positiva è che è riuscito ad arrivare all'isola di Bali dall'isoletta di Gili, che è una piccolissima isoletta sopra il Borneo, quindi avevano un'ora e mezza di barca. Sono riusciti a fare, e soprattutto sono riusciti a salire sulla barca, perché in rete abbiamo visto scene abbastanza difficili, diciamo così, perché ovviamente tutti cercano di mettersi in salvo. Allora loro sono riusciti ad arrivare tutti e 4, quindi con la moglie e i 2 figli, all'isola di Bali. Adesso è all'ospedale perché nel trambusto, non sappiamo come, che cosa, comunque si è ferito alla testa. I familiari si stanno muovendo in tutte le direzioni per riportare i loro cari a casa. Hanno già preso contatti con l'agenzia di viaggi, il governatore Luca Zaia e la Farnesina. Il Ministero per il momento ha deciso di non, o almeno non si sa se avvii dei voli specifici per portarli a casa. E loro sono un po' in balia perché lì non ci sono soccorsi, non sono stati soccorsi da nessuno se non dalla gente del posto in maniera molto artigianale. Hanno 2 cose prese all'ultimo momento, canottiera e poco altro, e sono lì che nel caos, ecco, la parola giusta è caos.
Questa mattina intorno alle 6 i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto la sede INPS di San Bonifacio. La sede, ubicata all'interno di un centro commerciale, ha subito ingenti danni solo agli arredi, senza coinvolgere fortunatamente la parte strutturale. Il fumo però ha invaso i locali adiacenti. I pompieri stanno lavorando per evacuare il fumo e rendere agibili i locali per permettere l'apertura dei negozi. Sul posto anche i vigili del fuoco dal vicino distaccamento di Lonigo, oltre a quelli di Verona. E continuiamo con la cronaca, operazione della Guardia di Finanza di Vicenza contro l'evasione fiscale. Ci aggiorna in diretta da Vicenza Gabriella Basso. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te spettatori da Vicenza, dove la Guardia di Finanza ha portato a termine l'operazione Happy Ship. 11 le persone complessivamente indagate, di questa un imprenditore a capo della frode agli arresti domiciliari, 3 persone, un commercialista e 2 imprenditori sono stati inibiti a future attività, sequestrate disponibilità finanziarie e 7 immobili fino a un valore di 325.000 euro. La società in questione, la Woolcom fallita, aveva posto in essere un'attività volta sistematicamente a fuggire il fisco, 7 milioni di cartelle esattoriali pendenti, il tutto attraverso la sistematica spoliazione di società e loro ricostituzione sotto altro nome, con il passaggio di beni e di patrimonio. Da Vicenza per il momento è tutto, la linea torna allo studio. A Venezia ora, perché dopo le tragedie nautiche di sabato l'appello del sindaco Brugnaro è al Premier Conte. Serve una competenza unica, dice, le responsabilità vengano accentrate sulla città metropolitana. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti. Al telefono da Venezia Anna Maria Parisi. Sì, buongiorno da Venezia, dove dopo la tragedia in laguna dello scorso fine settimana, con il doppio incidente, lo ricordiamo, quello del Lido di Venezia prima e di Campagna Lupia poi, in cui hanno perso la vita complessivamente 3 persone con 7 ferite, è tempo delle misure preventive da adottare e delle competenze in materia di moto ondoso accentrate sulla città metropolitana. Queste le parole del primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, parole che ha scritto con una lettera al governo in materia di sicurezza della laguna. Ha chiesto in sintesi di unificare la gestione delle acque lagunari sotto un'unica regia. Oggi, dice Brugnaro, gli effetti dello spezzettamento di competenze, tra cui provveditorato, capitaneria di porto, regione, città metropolitana, comune di Venezia ed altri comuni di Gronda, si legge nella nota, rendono ogni giorno evidente che la capacità di regolamentazione, l'efficacia dei controlli, nonché la potestà sanzionatoria siano funzioni che debbono essere svolte da un unico ente che coordini le altre istituzioni. Queste le parole di Luigi Brugnaro, qui fanno eco quelle dell'onorevole veneziano Nicola Pellicani, nonché consigliere comunale del PD, oggi a Roma alla Camera. Nicola Pellicani interverrà con un'interpellanza sollecitando strumenti per garantire la massima sicurezza e il rispetto delle regole in laguna. Secondo Pellicani, infatti, bisogna intensificare i controlli sul traffico acqueo, i controlli che devono riguardare anche il rispetto dei limiti di velocità, e vanno inasprite, dice, le sanzioni. Bisogna inoltre prevedere, conclude, l'obbligo di installare a bordo delle imbarcazioni i GPS, solo così, dice, il sistema Argos di controllo del traffico acqueo e quindi del rispetto delle regole potrà diventare efficace. E da Venezia per il momento è tutto, linea allo studio. Quante volte in questi anni vi abbiamo dovuto raccontare storie tragiche, drammatiche di imprenditori al limite, vicini al suicidio oppure addirittura trovati morti all'interno delle loro aziende? A Padova ora ha preso servizio nei Carabinieri una nuova figura di militare specializzata proprio nel negoziare con persone in questo tipo di difficoltà. Sentiamo. Per il maresciallo Davide Salmaso la parola d'ordine non è solo comandi, ma soprattutto empatia, mettersi cioè nei panni delle persone in grave difficoltà che incontrano il suo servizio, quello di negoziatore. Persone che tentano il suicidio, che si barricano in edifici perché in crisi o affette da disturbi mentali, asserragliate mentre commettono reati, che vanno fermate prima che sia troppo tardi per loro soprattutto e per gli altri.
Una opera di negoziazione fatta di grande capacità di ascolto, per la quale il maresciallo ha frequentato un corso intensivo dell'Arma a Velletri, tenuto da istruttori dei carabinieri, a loro volta preparati da colleghi statunitensi esperti nella gestione della negoziazione. Il soggetto in crisi quasi sempre ha bisogno di essere ascoltato. La cosa principale è ascoltare, ed è una cosa che non è più facile fare, perché è più facile distrarsi o non ascoltare le persone, invece le persone vanno ascoltate, soprattutto le persone che hanno una situazione di crisi. Ecco, quindi la cosa più importante, oltre all'approccio iniziale con questi soggetti, è saper ascoltarli. Il corso gli ha fornito nozioni di psicologia, psichiatria, sociologia, tecniche di comunicazione e criminologia. L'Università di Padova lo terrà costantemente aggiornato con schede e contatti diretti con i docenti. Salmaso dovrà, seguendo strategie e conoscendo più dettagli possibili sul conto della persona, sciogliere il ghiaccio nel rapporto personale e iniziare una trattativa per distendere gli animi. Nervi saldi sempre, capacità di entrare in sintonia e magari, anche cambiando discorso, tranquillizzarla. Potrà operare anche fuori provincia di Padova, se necessario, in quel nord-est che ha visto molti imprenditori in difficoltà togliersi la vita tra le mura delle loro aziende. La cosa più importante è ascoltare, che è quello che devo fare anch'io se andrò, ma io mi troverò in una situazione ormai di emergenza. Spero di poter arrivare in tempo per poter ascoltare questa persona, perché sicuramente una persona che si trova in una situazione del genere e che decide di fare una cosa così tragica è perché ha bisogno di una persona che l'ascolti prima di tutto. Linea alla regia ora per la pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di spiaggia e mare, in particolare di problemi che si possono verificare ai più piccini. Ecco dunque i consigli dello specialista all'insegna della prevenzione. In queste torride giornate agostane i pronto soccorso delle località balneari vedono purtroppo sempre più spesso arrivare mamme e papà con bimbi al seguito. Ecco quando spiaggia, sole e caldo non fanno bene ai piccini. Di seguito i consigli dello specialista. Non portare i bambini durante le ore più calde in spiaggia per evitare il colpo di calore, specialmente nelle giornate umide, quando la sudorazione non funziona e la temperatura del corpo può innalzarsi a valori pericolosi per il bambino, può dare convulsioni, può dare addirittura dei fenomeni di paralisi. Prevenzione e attenzione massima anche per quanto attiene alla balneazione. Basta un attimo di distrazione, un attimo fatale. I bimbi devono sempre essere attenzionati, puntualizza dal suo osservatorio il medico. Non lasciare mai che i bambini vadano al bagno da soli, ma sempre ci deve essere la supervisione di un adulto, non fidarsi nemmeno del fratellino più grande, perché purtroppo è successo anche questo. Quindi prevenire, mai fare il bagno durante la digestione, perché un blocco della digestione, come si sa, può provocare dei disturbi sino alla perdita di coscienza, e se voi perdete conoscenza quando siete in mare, il risultato è l'annegamento. Ed ora l'incredibile spettacolo del Piave, che dopo le forti piogge in montagna nei giorni scorsi si è incredibilmente colorato di rosa. Vediamo. Non è un enorme stormo di fenicotteri, è nemmeno uno scherzo. Visto dall'alto giovedì pomeriggio il Piave si presentava proprio così, di uno spettacolare quanto incredibile rosa acceso. A realizzare le spettacolari riprese il pilota e fotografo trevigiano Lando Arbizzani dall'Aeroclub Belluno, che alzatosi in volo assieme ad un collega si è improvvisamente trovato davanti allo spettacolo del Piave rosa. Al traverso di Sedico, dove arriva l'affluenza del Cordevole, abbiamo notato una colorazione rosa intensa delle acque. Abbiamo seguito il corso del fiume fino in pratica all'uscita dopo dalle montagne, e questa colorazione continuava, tranne un pezzo in direzione, subito dopo Quero, in direzione di Fener, dove le acque erano tornate verde smeraldo. Poi, oltre la diga, il fiume è tornato a colorarsi di rosa per altri 6-7 chilometri. Molto probabilmente a provocare l'inusuale fenomeno le forti piogge di mercoledì notte nell'area dolomitica, che hanno provocato un dilavamento delle rocce. La colorazione rosa è probabilmente da rosso ammonitico, da quelle rocce che sono molto frequenti nelle nostre Dolomiti,
e quindi l'ha portata giù tutta assieme questa torbidità che ha colorato così intensamente le acque. Uno spettacolo inusuale, suggestivo, che ha provocato un'emozione particolare ad Arbizzani, che negli ultimi 2 anni si è dedicato a raccogliere foto e testimonianze della Grande Guerra. A me e anche all'altro pilota ha dato un senso di commozione, perché abbiamo pensato che 100 anni fa le acque erano colorate di rosso. E quindi sembrava quasi una cosa evocativa che ci dava la misura di una rievocazione di un evento terribile 100 anni dopo attraverso questa colorazione molto, molto più bella. Ed ora spazio alla nostra rubrica dedicata ai vostri oggetti della Grande Guerra. Andiamo a Francenigo di Gagliarine per incontrare la famiglia Tonon e soprattutto conoscere la storia di Amedeo, Fante classe 1896. Ricordi della guerra mondiale 1915-18. Con la classe 1896 mi sono presentato a Venezia con il 230 Fanteria. Fui presente a Mestre, a Modena, a Taranto. Dopo furiosi... È la guerra di Amedeo, letta dalla nipote Nellis. Eccolo Amedeo Tonon, 20 anni, Fante del Regio Esercito Italiano. Ed eccoli i fogli originali sui quali ha scritto la sua grande guerra. Fogli custoditi dai figli, dalla nuora ed ora dalla nipote che sin quasi da bambina aveva sentito la storia del nonno. Vicende che raccontano di questi nostri contadini fatti diventare soldati che quasi non sapevano distinguere il comandante dal paron. Ma per aver avuto una licenza così lunga dovevo avere un buon santolo. Ma per questa grazia, ma ne aveva fatta la pena, avevo il mio padrone Pietro Mandari. Termini che fanno riflettere sulla condizione agli inizi del Novecento. Braccianti che non erano mai andati al di là del proprio paese, che d'un tratto si trovano dentro dei buchi sul Carso a sparare ad altri contadini che parlano una lingua diversa. Poi la tragedia di Caporetto. Venni mandato al rinforzo del 116° Fanteria a Gorizia. Partecipai a grossi combattimenti. Fui ferito leggermente alla mano e alla coscia e mi hanno trasferito in ambulanza al Monte Nero, al canale di Sonzo. Là, tutta la notte fucilate e rimbombi. All'alba e il giorno dopo, presi alle spalle dagli austriaci, siamo stati fatti prigionieri. Dopo che il nostro comandante ci ha fatto abbassare le armi, siamo partiti a piedi. Anche la fine della guerra per il soldato Tonon non è nient'altro che l'inizio di un'altra avventura, quella di tornare a casa. Giunto l'armistizio, noi si era ai confini dell'Ungheria, alla stazione dove eravamo in attesa di un treno e ci riportasse a casa attraverso l'Austria. Abbiamo trovato tutti gli uffici abbandonati e le fucilate giungevano da ogni parte. 1916-1918, 3 anni in 3 fogli, che ora la famiglia Tonon vorrebbe donare a qualche museo, perché la storia del Fante Amedeo, diventato a 75 anni cavaliere di Vittorio Veneto, non stinga nella memoria, come invece sta succedendo per l'inchiostro vergato su queste carte. E con il prossimo servizio andiamo a Villa Emo, a Fanzolo di Vedelago, con la grande festa che si è tenuta sabato sera per i 10 anni della band Los Massadores. Obiettivo raccogliere fondi per un progetto che avvicina i disabili alla musica. Vediamo. Italia, con ospite d'onore il tenore Francesco Grollo, ha aperto la grande festa dei 10 anni dei Los Massadores, il gruppo musicale originario di Riese Pio X, insignito nel 2011 del titolo Trevigiani dell'anno. Villa Emo presa d'assedio da centinaia di appassionati della band, famosa per le buffe parodie e le satire su basi di brani di fama internazionale.
Tanti ospiti e amici sul palco, loro rigorosamente di rosa vestiti, e noi siamo riusciti ad avvicinarli nel camerino mentre si stavano preparando. Che messaggio lanciate tutta quella gente là fuori? Ma lo dice il nome stesso, 10 anni di deficienza, quindi noi cercheremo di trasmettere la nostra deficienza. Chiaramente siamo cresciuti, 10 anni siamo più maturi, quindi la nostra deficienza è maturata, quindi siamo dei deficienti maturi. Sono d'accordo, sì. Folli simpatici, sempre con un occhio di riguardo alla solidarietà. Il loro motto potrebbe essere: vivi con gioia la vita e tendi sempre la mano al prossimo. La conferma la festa di 10 anni d'attività, come ci conferma il sindaco di Riese, Matteo Guidolin, voce del gruppo. Ci sarà un momento con il testimonial Francesco Grollo per un progetto che si chiama Musica per il Sociale, per spingere sempre più, per rendere più fruibile la musica e l'arte per le persone portatrici di handicap. C'è chi conosce tutte le canzoni a memoria, chi balla scatenato, ma soprattutto su tutti i volti un gran sorriso contagioso. Ti fanno passare un po' tutti i pensieri ed è un divertimento venirli a vedere. Una serata, si dimentica, si ride, si scherza, si sta bene. Adoriamo i Los Masadores, compresa la sposa, e quindi siamo venuti a festeggiare, era il giusto modo per festeggiare il suo addio al nubilato. Sono simpatici, ti fanno divertire e poi sono soprattutto semplici, quindi ci si può divertire, insomma, ballando, cantando con loro, ecco. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Come sempre in chiusura un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore. A tutti un buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Inizio di settimana in compagnia del bel tempo prevalente sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una splendida giornata di sole ovunque, ampio soleggiamento dunque, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Possibili soltanto degli isolati acquazzoni di calore sui rilievi al pomeriggio, ma generalmente di breve durata e di debole intensità. Temperature minime tra 21 e 25 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 36 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia, dove sarà una bellissima mattinata all'insegna del sole un po' su tutti i settori. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio addensamenti sui settori alpini con qualche precipitazione associata. Temperature minime tra 21 e 24 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 33 e 36 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Sarà bel tempo su tutta la nostra regione, specie nella prima parte della giornata, ma col passare delle ore si accenderà l'instabilità, con temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori. Temperature minime comprese oggi tra 21 e 22 gradi, valori massimi intorno invece i 30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci!